in collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Un cordiale saluto a tutti della Campagna Veneta. Vedete, sono circondato da prosciutti. Siamo a Montagnana, in provincia di Padova, che è il cuore della produzione del prosciutto DOP Veneto. Con me c'è Vittorio Daniolo, che è il presidente del consorzio di tutela. Un prosciutto tipico del vostro, molto buono, riconosciuto. Sì, il nostro, devo essere sincero, è il miglior prodotto che venga fatto nel Veneto oggi come oggi. È un prodotto che deve essere, è un prodotto DOP. Che ha una lunga storia, tra l'altro. Una lunga storia, è DOP dal 1986, il consorzio comunque è nato nel 71, ma è stato riconosciuto come DOP nel 1986. Quanti prosciutti DOP fa quelli produttori del consorzio? Oggi siamo 10 produttori, compresi tra la provincia di Padova, Vicenza e Verona. In totale, oggi come oggi, siamo arrivati sui 80.000 pezzi, compreso tutto il consorzio. Cerchiamo di progredire sempre di più perché, come ho detto prima, è un prodotto che viene riconosciuto, è un prodotto unico nel suo genere nel Veneto, è un prodotto che deve essere a denominazione, come ho detto, di origine controllata. Il sommario di questa puntata. Il prosciutto veneto, prodotto in 15 comuni tra i Colli Berrici ed Euganei, al centro Montagnana, è tra i più quotati e storicamente documentati. Era riservato, si può dire, ai doge e ai signori veneziani di mare e di terra. Ne mangiavano poco i poveri contadini. Sembra avviata verso un malinconico declino la coltivazione di pesche del Veneto, in particolare nel Veronese, piante colpite da malattie e prezzi negativi per i produttori. A Camalò di Povegliano, in provincia di Treviso, è in corso, il 24 aprile la conclusione, la 40ª mostra dei vini del Triveneto, un record quest'anno per quantità di vini presentati e per qualità, una delle più belle mostre di vini del Veneto. Veneto sempre meno polentone perché coltivare il mais è sempre più oneroso e sempre meno redditizio, ma il cereale si sta espandendo in Mozambico, dove operano anche esperti e coltivatori veneti. Presentata al Vinitaly di Verona del presidente della regione Zaia la candidatura delle colline trevigiane del Prosecco Valdobbiadene del Conegliano a patrimonio dell'umanità UNESCO. Sono buone le prospettive per il biologico, dati in crescita. È salutato con una grande fiducia il nuovo piano strategico nazionale. Tra i prodotti di eccellenza che la Commissione europea si è impegnata a tutelare nell'ambito del trattato commerciale con gli Stati Uniti, diversi sono tipici del Veneto, come il radicchio tardivo di Treviso, l'olio del Garda e delle colline venete, la grappa e i formaggi Asiago, Grana Padano e Montasio, prodotti certificati e garantiti. Siamo sempre tra prosciutti a Montagnana, in provincia di Padova, con Vittorio Daniolo, che è il presidente del consorzio di tutela del prosciutto veneto. Ma le caratteristiche che rendono tipico questo prosciutto è differente dagli altri? Senz'altro è differente dagli altri prosciutti, perché questo qua è prima cosa, le cosce sono del nostro territorio, qui dell'Alta Italia, proveniente dall'Alta Italia. Deve essere proveniente del cosiddetto gran suino padano. Le caratteristiche devono essere stagionatura minima di 16-17 mesi, deve essere dolce al palato, deve essere dolce quando viene affettato, deve essere dolce quando viene mangiato, deve essere dolce e lasciare una bocca soddisfatta. Deve sciogliersi in bocca perché deve essere stagliato sottile, deve essere stagliato e deve avere un profumo, deve essere
profumato quando viene tagliato. Una breve scheda sulla storia del prosciutto veneto. Il prosciutto veneto ha una storia che si perde nel tempo. La tradizione si rifà all'uso dei romani di conservare la carne di maiale con il sale, un'arte che è documentata già dal secondo secolo prima di Cristo. Stesso procedimento per la coscia di maiale, preparata con la salagione e quindi stagionata. La parola prosciutto deriva dal latino peraxutus, che vuol dire prosciugato, privo di ogni liquido. Il prosciutto, fatto secondo la tradizione veneta, era un cibo non popolare, ma da dogi e nobili di Venezia. A questi le eccellenti cosce, ai poveri contadini il resto. Si racconta che il tagliare il prosciutto, a mano in fette sottilissime, fosse il passatempo preferito di re di Francia Luigi XVIII. Il prosciutto veneto Berico Euganeo, che dal 1996 è DOP, marchio europeo di denominazione di origine protetta, si distingue per il leone alato di San Marco, che porta impressa a fuoco, ed è noto per il colore rosato, la straordinaria dolcezza e il sapore delicato. Può essere fatto esclusivamente da cosce di maiale nostrani. L'area di produzione si estende a 15 comuni tra i Colli Berici ed Euganei. Il cuore ne è Montagnana, città murata. Un prosciutto DOP che, come altri orgoglio del Made in Italy alimentare per tutti, citiamo il prosciutto di Parma, si trova a combattere una dura battaglia contro le contraffazioni o produzioni importate, spesso di qualità dubbia e di origine incerta. Un accenno infine alla situazione degli allevamenti di suini in Italia, per tanti dei quali il rischio di chiusura è reale. Prezzi dei maiali che non coprono le spese, un fatto questo che non porta chiarezza, stabilità e trasparenza nel settore. In 9.200 allevamenti del Veneto, dei quali quasi 7.000 sono a carattere familiare, sono allevati poco più di 610.000 maiali. Vittorio, perché ha fatto questa operazione? Ecco, questa si chiama puntatura. Questo si chiama puntatura. Questa operazione viene fatta quando in due fasi. La prima fase viene fatta sui 10 mesi di stagionatura, la seconda fase viene fatta quando che il prodotto è già stagionato. Perché la si fa? Ecco, questo indica effettivamente se il prosciutto è buono, se è dolce, se ha tutte le sue caratteristiche in regola. Ecco, questo è molto importante, la puntatura è una procedura molto ma molto importante. Una qualità colta con il naso, il sapore. Sì, questo è, bisognerebbe avere un buon naso, perché effettivamente non è da tutti puntare un prosciutto, perché le caratteristiche della puntatura possono variare da prosciutto a prosciutto. Quindi se uno ha un naso effettivamente buono, un naso che è adatto per queste cose qua, sa dire se il prosciutto è buono o non è buono. E ha in mano uno strano strumento. Sì, questo si chiama questo è uno stinco di cavallo, questo qua. Questo qua è adatto effettivamente per fare la puntatura perché è poroso, è a tutte le pore e puntandolo il profumo va, proprio si immedesima dentro, si immascia dentro, che dico. Ci fermiamo per le notizie di agricoltura veneta. Le colline trevigiane del Prosecco di OCG tra Valdobbiadene e Conegliano potrebbero essere presto riconosciute come patrimonio dell'umanità. Patrimonio UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. La candidatura è stata presentata al Vinitaly di Verona dallo stesso presidente della regione Luca Zaia. Sarebbe un riconoscimento di grande valore culturale, storico, paesaggistico, ambientale e turistico, capace di grandi potenzialità. Nei prossimi 2 anni tecnici e osservatori UNESCO si recheranno in sopralluogo nell'area e ne valuteranno la rispondenza alle caratteristiche della candidatura. Il Prosecco di OCG, che oggi è esportato in 100 paesi, ha un impatto importante per l'economia locale. È prodotto da quasi 3.300 viticoltori, 445 i vinificatori, oltre 180 le case spumantistiche, quasi 5.500 gli addetti.
La Commissione europea si è impegnata a tutelare, nell'ambito dei negoziati del trattato commerciale UE-USA, il TTIP, 42 tesori del Made in Italy, i quali sono stati inseriti in un elenco di 200 eccellenze dell'agroalimentare europeo e di 22 superalcolici. L'Italia detiene il record a pari merito con la Francia, seguita da Spagna, Germania, Grecia e Portogallo. Dei 42 prodotti italiani riconosciuti, 8 sono ortofrutticoli, tra i quali spicca il radicchio IGP di Treviso. Se tutto andrà a buon fine, gli altri prodotti veneti che saranno tutelati sono i formaggi Asiago, Grana Padano e Montasio, l'olio di oliva DOP del Garda e delle Colline Venete e la grappa. Via libera al piano strategico nazionale del biologico, un passaggio importante per il settore che continua positivamente a svilupparsi e che viene definito strategico per tutto il Paese. Il piano prevede una serie di obiettivi mirati per la crescita del settore, sia in termini di mercato che di superficie dedicata all'agricoltura biologica, da raggiungere entro il 2020 attraverso una serie di azioni specifiche. L'obiettivo è di coordinare al meglio le politiche di sostegno e dare allo stesso tempo risposte concrete alle esigenze degli operatori. Positivi commenti delle imprese venete del settore, che è forte in particolare nella trasformazione e nella distribuzione dei prodotti. Sono state quasi 12.000 le richieste di indennizzo per oltre 164 milioni di euro che sono state fatte nel 2012 per la siccità. La Regione ha messo a disposizione 14 milioni, la cui liquidazione è affidata alla VEPA in base a precisi criteri. La Giunta regionale ha disposto di dare priorità ai contributi in conto interesse per i prestiti quinquennali calcolabili in 4,8 milioni e di destinare i rimanenti 9,2 milioni al ristoro parziale del danno, che avrà pertanto un riconoscimento medio pari al 5-6%. Le risorse stanziate a fine 2015 per sostenere gli investimenti delle aziende del settore vitivinicolo sono andate letteralmente a ruba. Infatti, alla scadenza del bando, al 22 febbraio, l'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura ha conteggiato 274 domande pervenute, per un importo complessivo di quasi 14 milioni di aiuti richiesti. Per fare fronte a questa maggiore richiesta, la Giunta regionale ha disposto una rimodulazione finanziaria del piano del settore vitivinicolo, con l'obiettivo di sostenere concretamente gli investimenti nelle aziende agricole e agroalimentari nell'ammodernamento dei loro impianti di lavorazione delle uve e dei vini. La Giunta regionale del Veneto ha approvato 3 delibere che aprono i termini per la presentazione delle domande di conferma degli impegni sulle misure agroambientali nel programma di sviluppo rurale. I provvedimenti riguardano misure beneficiari sia della programmazione 2014-2020 sia delle programmazioni precedenti. In totale i beneficiari coinvolti sono circa 12.000 per un sostegno complessivo intorno ai 56 milioni di euro. Tutti i bandi scadono il prossimo 16 maggio 2016. Vittorio Daniolo, come riconoscere che un prosciutto è effettivamente veneto? Ecco, questa è una cosa molto ma molto importante. Il prosciutto veneto si distingue dagli altri prosciutti perché ha il marchio del leone alato col numero del produttore. Questo marchio viene posto sul prosciutto veneto da un istituto riconosciuto dallo Stato, l'Istituto Nord-Est Qualità. Chi mette il marchio? Il marchio è un ispettore dell'Istituto Nord-Est Qualità. Questo marchio, il prosciutto prima di essere marchiato, deve sottoporsi a varie analisi della sapidità, della grassinatura, dell'umidità. Se risulta idoneo a tutte queste prerogative, il prosciutto viene marchiato. Insomma, un vero e proprio esame. È un vero e proprio esame, quindi questo esame distingue il prosciutto veneto effettivamente da tutti gli altri prosciutti. Ma in genere sono tutti promossi questi prosciutti o ce ne sono anche di bocciati? Non tutti sono promossi e qualche volta può essere che non per colpa nostra ma per colpa magari di qualche coscia che non è idonea viene respinto il marchio. Però, come dico, siccome che noi scegliamo le cosce suine appunto da macelli
con la nostra lavorazione, perché dopo c'è lavorazione, però qui da noi altri la lavorazione è ancora artigianale, tradizionale, ecco, viene un prosciutto, col tempo viene un prosciutto buono, ottimo. Ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi, subito dopo un servizio dedicato al mais, ma al mais coltivato in Africa, nel Mozambico. C'è lo zampino di Veneto ovviamente, insomma c'è un paese africano che assomiglia al Veneto, un paese polentone, appunto il Mozambico. Il paesaggio agricolo del Mozambico si caratterizza sempre più per la presenza di mais, un cereale che ha trovato eccellenti condizioni di sviluppo. C'è lo zampino di operatori veneti. È interessante osservare come colture che da noi risultano in difficoltà altrove si stiano allargando, trovando condizioni più favorevoli di sviluppo. Anche questo è un piccolo significativo indice dei cambiamenti in atto. Ne parliamo con Moreno Valeri, agronomo veneziano, coltivatore di mais, ma soprattutto consulente per i cereali in grandi aziende italiane e all'estero. Anche in Mozambico lo abbiamo intervistato. Il Mozambico sì, è la polenta, diciamo, è il primo piatto sulla mensa degli africani, perlomeno di quelli che possono permettersela, e è proprio il piatto principale, quindi è come in altri paesi c'è la cassava, africani lì c'è la polenta. Come crescerà il mais? Il mais, in questo momento in Mozambico le coltivazioni sono abbastanza limitate e non sono molto produttive. Il potenziale produttivo però del Mozambico agricolo è molto molto elevato e quindi la speranza è quella di poter portare a casa delle coltivazioni interessanti. Ci sono parecchi italiani che hanno già investito in Mozambico. Anche veneti? Anche veneti, ci sono anche veneti, proprio veneziani. C'è anche lei? No, io faccio il consulente, non investo. Però ci sono delle realtà che stanno venendo su bene e secondo me con dei buoni risultati. E lì si può lavorare direttamente sul mercato interno perché i prezzi comunque nel mercato interno sono molto interessanti. Parliamo sempre di prosciutti veneti con Vittorio Daniolo, che è il presidente del consorzio di tutela. È molto importante la lavorazione, ci sono lavorazioni a regola d'arte. Sì, esattamente. Dunque il prosciutto veneto ha varie fasi di lavorazione. Ecco. Noi abbiamo visto prima anche altre fasi di lavorazione, che si comincia dalla salatura, la lavatura eccetera eccetera, puntatura e compagnia. E arriviamo a un'altra fase che è molto ma molto importante, che è la stuccatura. E con Enrico Daniolo parliamo di questa stuccatura. Sì, allora la stuccatura viene fatta dopo circa un mese che il prosciutto viene lavato. Viene lavato perché? Perché quando esce dalle celle di asciugatura logicamente è ancora del sale, quindi solo con acqua viene lavato. Viene portato nei saloni di stagionatura e lì inizia la stagionatura, però dopo un mese che i prosciutti sono nei saloni di stagionatura e vengono appunto stuccati per evitare che si incrostino sopra e che quindi si formi appunto una crosta sopra e magari dentro invece non maturino adeguatamente. In questa maniera, con questo appunto stucco che sostanza? Sì, allora una volta veniva fatto proprio in prosciuttificio con farina di frumento, oggi invece ci sono delle ditte apposta che lo fanno e viene fatto anche con, invece di farina di frumento, farina di riso, proprio per evitare appunto il discorso di tante allergie, così anche chi è allergico al glutine può, ad esempio, se dovesse succedere che nel prosciutto rimanga qualcosa quando viene affettato cosa, non ci sono nessun problema. La funzione dello stucco? La funzione dello stucco è proprio tenere morbido la parte superiore del prosciutto, quella scoperta dove non c'è la cotenna e quindi dove non c'è il grasso, e in maniera che maturi coi tempi giusti e in maniera adeguata, insomma, ecco. E non va messo né troppo perché altrimenti comunque non maturerebbe e neanche troppo poco perché comunque si seccherebbe ugualmente, voglio dire. E allora com'è questo prosciutto? Com'è riuscito? È riuscito perfettamente, è un prodotto ottimo, adatto a tutti quanti. Tutti quanti?
Quindi non ci sono controindicazioni? Non ci sono controindicazioni perché è proprio naturale e è adatto a tutte le età. E tutti i discorsi attorno alle carni che non fanno bene, che creano problemi? È sempre il discorso di quantità, basta mangiare le giuste quantità e tutto fa bene. Lei dà questo prosciutto ai suoi bambini? Sai, sicuramente, è naturalissimo. Compie 40 anni la mostra dei vini triveneti di Camalò, frazione di Povegliano, in provincia di Treviso. Oggi, per quantità e per qualità dei vini esposti, si presenta come una delle primissime a livello regionale. È uno straordinario evento organizzativo, gestionale e promozionale. Numeri eccezionali sono stati sottolineati nel convegno di apertura della rassegna, coordinato da Giovanni Borsato. Presenti produttori, operatori del settore, autorità. La mostra chiuderà domenica 24 aprile. Un piccolo paese, una grande mostra. Ma è la ricchezza del nostro Veneto questa qua, la capacità della nostra gente di creare, di mettere in risalto quella che è la ricchezza del nostro territorio, l'agricoltura. Bisogna saperla valorizzare e presentare e dare il giusto valore a questa nostra ricchezza. Fortunatamente qui questa sera abbiamo premiato dei vini di alta qualità, i nostri produttori stanno facendo degli sforzi grandissimi, elevatissimi, dobbiamo puntare ancora di più sulla qualità, ma la vera sfida secondo me è collegare il prodotto al territorio. Questo ovviamente non vale solo per il Prosecco, che ormai è diventata destinazione turistica a tutti gli effetti a livello internazionale, ma anche per tutti gli altri vini e tutti gli altri prodotti enogastronomici. Io sono ammirata di questo meraviglioso vino, di questi vini che i nostri territori sono capaci di produrre con questi meravigliosi agricoltori che veramente ci danno la possibilità di essere in giro per il mondo rappresentanti della vera qualità e del vero buon vino. Beh, è una bellissima manifestazione, 40ª edizione che raggruppa tutti i vini del Triveneto. Andiamo da Trento e Bolzano per andare nel Friuli e per andare in tutto il Veneto. Tantissimi partecipanti, ottime qualità di vini, parliamo di tutte le varietà di bianchi e di rossi. Che sta assaggiando? Ma un buon prosecco. Grande festa per i vincitori del concorso, organizzata alla vigilia della mostra, al quale sono stati presentati ben 319 vini, dei quali soltanto 27 non hanno superato le selezioni. È la conferma che la vendemmia 2015 è stata magnifica, tra le migliori in assoluto che si ricordano. Siamo nella terra dei vini rossi, anche se il Prosecco sta avanzando alla grande. Emerge la grande qualità dei nostri vini, in particolare dei vini del Veneto. Esattamente, i vini veneti sugli scudi con grandi punteggi e anche con grande apprezzamento. È un legame indissolubile col territorio che sta crescendo e sta dando dei risultati internazionali di assoluto rilievo, e questo è una forza che anche una mostra locale come questa sta dando una grande mano, perché sta dando una grande visibilità, e questo è merito di chi opera in questa mostra, ma è merito soprattutto dei produttori. Tra i vignaioli presenti con i loro vini 2 campioni di ciclismo, i corridori Flavio Vanzella e Mario Brusighin, che appesi al chiodo alle bici si dedicano alle vigne. Ma il vino fa bene allo sport, fa bene a chi corre in bicicletta? Ma io dico di sì, non bisogna abusarne di sicuro, però un bel bicchiere di vino, soprattutto nella nostra terra, fa solo bene. Può solo che fare bene, sia uno sportivo ma anche una persona normale, insomma, una dieta equilibrata fa sempre bene un bicchiere di vino. Quindi prima di partire un bel bicchiere si può bere? Meglio quando si arriva, che così si è belli rilassati. Sì, meglio all'arrivo, perché all'inizio è un po' difficile la cosa. La mostra è organizzata dalla Proloco, presieduta da Giannino Zanatta. Abbiamo lavorato molto, però siamo soddisfatti, anche perché una mostra del genere penso che ce ne siano pochi in giro, ma non per vantarci, ma 100 vini in più rispetto all'anno scorso. Cioè, vini da tutto il Triveneto è una cosa meravigliosa. Una pioggia di medaglie d'oro, d'argento e di diplomi, lunghissimi applausi. Prima assoluta si è imposta l'azienda di Giorgio Cecchetto di Vazzola, Treviso. Secondo posto alla cantina Martina Inson di Cornaiano, in provincia di Bolzano. Qui oggi prosperano le viti, ma fino a pochi anni fa si coltivavano con successo le pesche.
Sono rimasti ben pochi peschetti travolti da una persistente crisi e dai prezzi non più remunerativi. Siamo in territorio di Caorle, ormai a ridosso del mare. Questo è uno dei pochi peschetti ancora tenuti in vita, una macchia di delicato colore in una distesa di viti a prosecco e pino grigio. Il futuro sicuramente non sarà roseo, il passato recente è stato deleterio per le pesche, soprattutto per il prezzo. 2 anni fa anche per il tempo non è stato sicuramente favorevole. Il futuro si spera, ma non è assolutamente roseo. Sento pessimista. È difficile essere ottimisti in agricoltura quando in realtà le cose non vanno mai bene, per cui il mercato in generale delle pesche è un mercato assolutamente fermo. L'embargo russo ha bloccato un flusso che c'era sicuramente molto buono con la Russia e questo ha creato grossi problemi al mercato interno. Mario Scala, che pesche sono queste qua? Queste qua sono i Mycrest. Quante varietà sono coltivate qua? Qui sono coltivate una trentina di varietà. C'è anche per cocchi. È l'ultimo piccolo peschetto che ha, una volta ne aveva molto di più. Sì, sì. Una volta si aveva molto di più, poi abbiamo avuto degli anni di crisi e si è un po' dismoralizzato di coltivarle, insomma. Adesso speriamo andando avanti che sia migliore. E dove finiscono le pesche che qui coltivate? Sì, qui a Caorle le portiamo, quelle che riusciamo a vendere. E le altre? E le altre si vende all'ingrosso a Treviso. Ci guadagnate qualcosa sopra comunque? Vabbè, quelle che si porta a Treviso qualche volta non si prende neanche i soldi delle cassette. Nel Veneto la produzione di pesche è concentrata per oltre l'80% nel Veronese. Il settore è dentro una crisi senza fine che ha portato in 10 anni al dimezzamento degli impianti. La superficie coltivata a pesche nel Veneto è scesa a 3.000 ettari, una produzione attorno alle 50.000 tonnellate. Vediamo qui tanti bei prosciutti buoni veneti, DOP, prosciutti imitati anche. Vuol dire che sono molto buoni. Dove finiscono questi prosciutti? Il mercato? Oggi come oggi siamo anche in Europa. Devo essere sincero che oggi come oggi con soddisfazione siamo in Europa. In Francia, in Germania e logicamente abbiamo il mercato italiano, abbiamo il mercato. Comunque ormai ci siamo divulgati anche oltre Alpe. Insomma, una richiesta che supera la disponibilità. Oggi come oggi devo essere sincero, la richiesta supera la nostra produzione. Prospettive? Più di così penso che si possa fare poco, perché effettivamente i nostri stabilimenti del consorzio, diciamo, sono in piena produzione. Come dico, ci vogliono 17-18 mesi perché il prodotto venga pronto. Più di così, noi cerchiamo di arrivare almeno ai 100.000 pezzi. Chiudiamo qui questo servizio da Montagnana dedicato ai prosciutti tipici di DOP Veneto, Euganeo e Iberico, e lo facciamo come sempre con un detto veneto: chi non sa mostrare non vende. Dobbiamo mostrare. È tutto appuntamento con Agricoltura Veneta la settimana prossima. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.